Questa è la squadra, abbiamo cercato ovviamente di fare scelte di massima qualità, abbiamo posto la scelta della qualità, il criterio della qualità come primo criterio orientativo per fare ogni scelta, quindi esperienze nelle rispettive materie, formazione e professionalità nelle rispettive materie e anche magari dei percorsi politici e amministrativi in quelle determinate materie. Credo che questo sia il criterio migliore per fare le scelte che ora vi presenterò insieme ovviamente a tutta la squadra che lavorerà per il Veneto in maniera compatta per i prossimi 5 anni. Da lunedì già al lavoro oppure una pausa di riflessione? Ma in realtà io sono già al lavoro da giorni, come è giusto che sia, dal momento dell'elezione, dal momento della proclamazione, quindi dalla possibilità di accedere agli uffici, mi sono messo al lavoro perché è giusto fare così e essere al servizio del Veneto e dei veneti senza pause e soprattutto mettendoci tutta la passione possibile. Qual è il primo dossier sul suo tavolo, Presidente? Abbiamo già diversi dossier, abbiamo ovviamente delle scadenze a breve e ovviamente vi presenteremo anche le prime iniziative che faremo. Una delle prime iniziative che avevo promesso in campagna elettorale è l'istituzione dell'assessorato al sociale e al welfare, che è un assessorato per me strategico, insomma è stato il primo punto del programma di governo. Oggi diventerà già realtà e quindi questa diciamo, è una promessa che manteniamo fin da subito e apriremo a brevissimo, come avevo già preannunciato alle prime 2 misure in campagna elettorale, il tavolo per la sburocratizzazione e quindi di coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria con cui ho già iniziato ad interloquire in materia. Che percorso partiamo? Sì, dopo sono